Poteva essere un'ennesima tragedia quella di stamani avvenuta nei pressi di Viale Emporium in via Portofino ad Agrigento, vicino alla nostra redazione. Il tentativo di Gaspare Priolo, un settantenne pensionato dell'Aspe di Agrigento, che ha accoltellato la figlia Sara di anni 34 con 7 colpi di coltello. Il fatto è avvenuto alle prime luci di stamattina. La giovane ha subito cercato di scappare, rifugiandosi nei pressi di un vicino di casa per cercare aiuto e di liberarsi dalle grinfie del padre, che per motivi che non si conoscono ha cercato di ucciderla. Un femminicidio mancato, insomma, a poche ore dai funerali della signora Patrizia Russo, uccisa dal marito, che ha sconvolto l'intera collettività agrigentina e non. Ma fortunatamente a Sara questo non è successo. Priolo da tempo soffriva di una malattia che lo costringeva a portare addosso un apparecchio per l'ossigeno, per insufficienza respiratoria, e nel tempo andava sempre regredendo. Subito è stato lanciato l'allarme, chiamato il 112, è intervenuta la polizia. La ragazza Sara è stata trasferita immediatamente a San Giovanni di Dio dagli operatori sanitari del 118, dove abbiamo saputo che fortunatamente è scampata al pericolo. Il padre è stato fermato, sottoposto dagli inquirenti a interrogatorio per cercare di capire quali siano state le cause di tale efferato gesto. Nelle pagine social dello stesso spicca una lettera per mia figlia, dove viene citata alcuni passi: a volte non capirò le tue scelte, non riuscirò a farti cambiare idea, dovrò lasciarti sbagliare. È forse il segnale che qualcosa già da tempo non cominciava ad andare tra i due. Non ultimo un post che parla di momenti difficili, uniscono o dividono, ed è lì che si può vedere bene che c'è sempre stato e chi ci ha fatto finta di esserci.